Aspi, rapina al mini market, commerciante accoltellato per pochi euro, ferito anche un amico intervenuto per aiutarlo, i residenti, violenza mai vista nel bellunese. E dopo le violenze delle ultime settimane ancora un raid notturno in via Piave a Mestre. I ladri spaccano una vetrina ai comitati dei residenti. Mestre deve essere trattata come una vera città, non una municipalità. Lunedì i funerali di Miriam Ciobanu, 22enne investita e uccisa a Pieve del Grappa, alla disperazione del papà, l'alcol ammazza, io non vivo più. Dall'entrata in vigore dell'ora solare, i ladri scatenati nella Marca, follina presa di mira anche la casa del sindaco Mario Colletta, sono entrati dal tetto all'ora di cena. L'omicidio di Iole Tassitani, l'assassino reo confesso, il falegname bassanese Michele Fusaro ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la scarcerazione anticipata. L'istanza è stata rigettata. Si affaccia alla finestra imbracciando un fucile che punta verso strada, caduto a Bassano, l'uomo denunciato dai carabinieri si difende, volevo spaventare i gatti. Vicenza, città alpina per antonomasia, oggi l'inaugurazione del monumento dedicato alle penne nere per i 100 anni della sezione ANA Vicenza Monte Pasubio. Intanto si guarda la candidatura per il 2024. Si parte da Belluno, buonasera, ben ritrovati. TG del Veneto con una rapina ai danni del titolare di un mini market, comunità spaventata. Siamo a Ponte nelle Alpi, noi lo abbiamo intervistato. Franco Ardivell non se lo sarebbe mai immaginato, 50 anni in questo negozio, ma quello che è accaduto ieri sera, quando fra 6 mesi dovrebbe andare in pensione, davvero era inimmaginabile. Ha portato a casa la pelle, e quello è l'importante. Magari un po' bucherellata da 6 coltellate, però insomma l'ho portata a casa. E niente, cosa vuole che le dica? Non pensavo che nella cosiddetta isola felice di Belluno succedesse queste cose, potessero succedere queste cose. Rapina a Ponte nelle Alpi, lungo viale Dolomiti, colpito verso le 19 di ieri, Ardivell Alimentari. Quando l'attività stava per chiudere, 2 malviventi hanno fatto irruzione nel negozio armati di una pistola e di un coltello. Mi ha fratturato la spalla, mi ha fatto 6 tagli profondi e non me l'aspettavo così, veramente. Poi basta guardare il sangue che c'è al negozio, pieno di sangue. Cosa vuole che le dica? Speriamo che non succeda più. Quello con l'arma da taglia ha colpito il titolare, mentre quello con la pistola ha ferito al labbro un amico dopo avergli anche puntato l'arma in mezzo alla fronte. Quello che mi ha aggredito a me aveva un cappuccio così, con il pelo attorno. E aveva, secondo me, come ha detto anche la questura, un sottocasco, quindi e col bordo bianco, quindi io praticamente gli ho visto solo parte del naso e gli occhi, e invece l'altro aveva una mascherina chirurgica. Sarebbe in grado di riconoscerli? Quello che mi ha aggredito sì, sicuramente, ho ancora gli occhi davanti. Un aiuto importante potrà ora arrivare dalle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza che coprono la zona centrale di Ponte nelle Alpi. Via Piave, siamo a Mestre, ancora violenza, Mestre che andrebbe trattata come una città, non come una municipalità. Dopo l'ultimo accoltellamento in via Leardi e l'incontro ieri pomeriggio tra il questore e molti cittadini in via Piave a Mestre, un altro episodio di microcriminalità. Qualcuno ha distrutto con un tombino la vetrata blindata di un locale all'angolo con via Montenero. Sembra non esserci fine, ma c'è chi invece pensa che le soluzioni ci siano. Questa situazione si è stratificata nel tempo, ma non negli ultimi mesi, negli anni, perché il sentiment e le paure dei cittadini e tutto quello che i cittadini negli anni hanno voluto manifestare è sempre stato derubricato come percezione di pericolo, e noi sappiamo che quando si parla solo di percezione di pericolo le cose sembrano un po' lontane, non hanno sicuramente la valenza di una cosa invece che bisogna affrontare nell'immediatezza. Posto che per regolamentare determinate presenze sul territorio serve un'azione di governo, secondo il comitato che da anni si batte per Mestre bisognerebbe poi muoversi su almeno 2 fronti. La municipalità di Mestre Carpenedo al 31/12/2021 contava 87.315 abitanti.
Faccio presente che per esempio Treviso ne conta 83.000, Rovigo 52.000, Belluno 36.000. Quindi solo la municipalità di Mestre e Carpenedo è una città all'interno della città, soltanto che non ha le prerogative di una città, nel senso che quelle che ho citato prima hanno in sede la prefettura, hanno il tribunale, hanno tutta una serie di dispositivi che controllano il territorio, mentre il nostro è una municipalità. In secondo luogo, e noi dobbiamo veramente riappropriarci della nostra città. Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di fare qualche cosa ogni giorno per riprendersi un pezzetto di territorio. Io credo che in questo preciso momento ci sia proprio l'occasione per espandersi invece, per sentire veramente tutta la popolazione interessata, tutte le associazioni, le persone che vogliono salvare questa città e quindi mettersi a 4, 6, 8, 100 mani per poter individuare dei protocolli che possano far bene a questa città. Miriam Ciobanu, la 22enne, travolta e uccisa a Pieve del Grappa. L'ultimo saluto sarà una veglia di preghiera fissato per lunedì alle 15. Noi torniamo a farvi ascoltare le dichiarazioni del padre e poi c'è l'impegno della politica. Non sarà proclamato lutto cittadino lunedì, nel giorno dell'ultimo saluto a Miriam Ciobanu. La 22enne di Unai di Fonte travolta e uccisa la notte di Halloween da un coetaneo, risultato poi positivo ad alcol e droga. Lo ha comunicato il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato. Sarà presente invece il primo cittadino insieme ai colleghi di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, e di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, nel giorno del suo funerale. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di solidarietà ad una famiglia distrutta dal dolore. Soltanto ieri sera il padre di Miriam aveva raccontato la sua disperazione. Sono 3 giorni che non mangio. Come faccio? Non riesco a darmi in pace, non riesco. Mi sembra di vederla davanti agli occhi ogni momento. Non mi do pace, giro tutta la notte avanti e indietro. Perché mia figlia era tutto per me, tutto. Sull'emergenza stragi nelle strade della Marca si è pronunciato oggi anche il Partito Democratico. Serve un salto di qualità, scrive il segretario Zorzi, rafforzare la presenza delle forze dell'ordine, intensificare i controlli, ma soprattutto serve dare applicazione a quanto prescritto dal codice della strada, come da anni chiede l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, con l'introduzione di percorsi obbligatori di educazione stradale nelle scuole. La tragedia di mia figlia serva a tutti i ragazzi come lei, aveva detto la madre Adriana. L'alcol non è un passatempo, ammazza le persone, le parole del papà. L'alcol non è un passatempo, l'ignoranza fa male, ammazza le persone. Mia figlia non ce l'ho più. Per cosa? Per cosa? Ha distrutto me, ha distrutto sua sorella che non so come tirarla su e c'è anche una madre che è distrutta. La mia vita è stata dedicata per le mie figlie. Oggi come oggi non devo trovarmi una motivazione per riuscire a superare una roba del genere. Ladri in casa del sindaco di Follina, restiamo nella Marca trevigiana. Mario Collette, la visita non certo gradita è avvenuta giovedì all'ora di cena nella sua casa di via Alpini a Cison, come ci ha raccontato lui stesso, aggiungendo diverse raccomandazioni. Stiamo molto attenti perché il cambio di orario ogni anno provoca questa cosa. Prima raccomandazione di un veterano dei furti in casa, perché Mario Collette, sindaco di Follina, con l'altra sera i ladri se li è trovati tra le mura domestiche per ben 3 volte. Sono saliti sul tetto di questa parte più bassa, hanno smontato lo scuro e poi hanno praticato un foro nel serramento e sono entrati senza far rumore, senza far niente. Tutto questo è capitato quando? È capitato probabilmente dalle 6:30, perché la moglie era qui in giardino fino alle 6, e dalle 6:30 alle 8:20 quando ci siamo accorti che l'impianto di allarme segnalava l'apertura di una finestra al primo piano. A quel punto la moglie è salita trovandosi sin dalla scala diversi oggetti fuori posto. Scesa immediatamente, ha dato l'allarme alla famiglia che stava ancora cenando. Si è messa a gridare i ladri e allora ho detto alla moglie e al figlio usciamo perché non sappiamo se sono ancora qui o nei dintorni ed è meglio essere prudenti in questi casi. E qui c'è il secondo consiglio da oramai esperto della materia. Non fare gli eroi e pensare che per piangere dopo
la cosa non vale proprio la pena. Per tutte le cose che possiamo avere in casa non vale la vita di una persona, per cui è meglio essere prudenti e chiamare le forze dell'ordine, che sono le uniche che sono in grado di difenderci. Terzo consiglio: mettersi in sicurezza. È meglio non incontrarli per qualsiasi buon motivo, per cui siamo usciti di casa perché mica sapevamo se erano ancora sopra e scendevano sotto. Infine un messaggio: il sindaco lo lancia al palo e al ladro in azione l'altra sera, probabilmente parte di una banda che ha agito contemporaneamente anche a Follina e Pieve di Soligo. Lasciate in pace quei poveri cittadini che abitano soprattutto nei paesetti, che non c'è niente da portare via. Ladri ancora, questa volta siamo in centro a Padova, tra Piazza Cavour e via Santa Lucia. Ci sarebbe un ladro molesto e aggressivo, dunque è partita una raccolta firme in città. Alcuni commercianti del centro storico mi hanno chiamata per segnalarmi questa grave situazione che si sta perpetrando da tempo e mi hanno chiesto aiuto. Insomma, adesso abbiamo avviato una raccolta firme. Furti, minaccia al personale, urla. Non hanno pace negozi, esercizi pubblici e clienti dei locali tra via Santa Lucia e piazza Cavour, come ci racconta Andrea Fornasiero del bar Santa Lucia. Verso sera ci sono persone che sono poco piacevoli, dove fanno di tutto sui negozi, dove sono solo commesse femmine, e ogni sera la situazione è in degrado. Anche a lei è accaduto qualcosa di spiacevole in questo periodo? Controllano i clienti fuori per rubargli il portafoglio e se noi usciamo allora partono e vanno via e ci parlano male. Da quanto tempo accade questo? Da giugno circa. E sentite cosa è accaduto a una cliente. C'era una nostra cliente qui seduta con il bastone bianco che prendeva il caffè un pomeriggio, si è seduto di fronte per rubargli il portafoglio, poi quando sono uscito per accompagnarla dentro allora mi ha parlato male, mi ha insultato perché sono andato a tutelare la nostra cliente. Preferisce non farsi riprendere, ma racconta la dipendente di uno dei negozi della strada nel cuore del centro storico della città. Siamo tutte ragazze giovani o comunque ragazzi giovani e abbiamo paura soprattutto nel momento in cui chiudiamo le serrande e dobbiamo appunto andare a casa. Quindi questa è una cosa che ci desta preoccupazione, anche perché la persona in questione si è sempre rivelato estremamente spregiudicato anche nei furti. L'altro giorno ci ha rubato appunto 2 paia di scarpe e, accorgendosi che erano entrambe 2 destre, le ha rilanciate all'interno del negozio proferendo volgarità e gestacci alla ragazza che era in turno in quel momento. Quindi io ho chiamato proprio la mia azienda e dai piani alti hanno deciso di tutelarci fornendoci un servizio di vigilanza dalla prossima settimana. Tutti stanno firmando per far finire quello che sta diventando un incubo, racconta Wanda Pellizzari. Noi abbiamo intenzione di portarle i primi giorni della settimana prossima, chiederemo un appuntamento all'assessore Bonavina, facciamo una copia la lasceremo all'assessore e una copia la porteremo alle forze dell'ordine. L'omicidio nel 2007 di Iole Tassitani, l'assassino reo confesso, il falegname bassanese Michele Fusaro, ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la scarcerazione anticipata, richiesta rigettata. Non so come potesse sperare che dire sì, avrei tanto piacere di uscire è una cosa che può convincere chi deve decidere. Tecnicamente non è una richiesta, è una chiacchierata, insomma. Questo è. Commenta così l'avvocato castellano Roberto Quintavalle, all'epoca legale della famiglia Tassitani, l'istanza di scarcerazione anticipata avanzata da Michele Fusaro, 55 anni, condannato per il sequestro e il barbaro omicidio nel 2007 di Iole Tassitani. Inoltrata alla Cassazione non tramite un avvocato, ma da sé, il che rende automaticamente non valido il ricorso. Lui può chiedere quel che vuole, ma se non lo fa per via, diciamo così, legale, giudiziaria, sono chiacchiere che non contano niente. Non ci sono solo questioni formali a rendere la richiesta di Fusaro irricevibile. Condannato a 30 anni, pena che quindi se applicata interamente terminerebbe di scontare nel 2037, il falegname bassanese si è sempre rifiutato di fare i nomi dei suoi complici. Il discorso di non aver mai dato nessun elemento che potesse portare ai materiali esecutori del delitto è una colpa molto grossa, insomma, no? E poi il suo legale avrebbe fatto una richiesta appunto di scarcerazione anticipata, di sottrazione di qualche anno di carcere come messa anche alla prova, ci sono diversi sistemi, ma quantomeno c'era una motivazione, insomma, così resta quello che è. Siamo ancora alla cronaca, un incendio in un condominio a Montecchio Maggiore, evacuazione di tutti gli abitanti degli appartamenti.
Montecchio Maggiore. È ancora inibito l'uso del ristorante al piano terra di questo stabile di Viale Trieste, che nella notte era stato evacuato a causa di un incendio scoppiato nell'appartamento al primo piano di 3. Nessuna persona è rimasta ferita, ma tanta la paura dei condomini dei 12 appartamenti costretti a fuggire dalla propria casa intorno a mezzanotte. Le cause dell'innesco sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, che in forze sono immediatamente intervenuti con squadre da Arzignano e Vicenza. Complessivamente 12 pompieri arrivati con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala che hanno scongiurato che le fiamme investissero tutto il palazzo, riuscendo a circoscrivere e a contenere l'incendio all'interno dell'appartamento, che è stato completamente distrutto e dove è stato intaccato anche il laterizio del soffitto. Bruciato anche un divano che si trovava all'esterno del condominio. Complessivamente le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'edificio sono state completate dopo le 3. Durante l'ispezione i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto anche 16 bombole di GPL non collegate a nessuna utenza. Materiale che oggi è stato portato all'esterno e che questa mattina è stato avviato ad un centro autorizzato dalla polizia locale per essere smaltito. Bassano del Grappa si affaccia alla finestra armato di fucile, è stato denunciato. Si affaccia alla finestra e punta un fucile verso il basso. La scena viene notata da un vicino che avverte subito i carabinieri. Per il soggetto armato scatta una denuncia per procurato allarme. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando un uomo residente a Rosà ha chiamato spaventato il 112 per segnalare la presenza di una persona armata nella palazzina di fronte alla sua abitazione. Sono scattati i controlli, i militari hanno dapprima verificato chi dei residenti nella zona in questione fosse in possesso di arma. Ottenuto esito negativo, i carabinieri si sono recati nell'appartamento da dove si sarebbe affacciato l'individuo con il fucile. Il residente in effetti ha ammesso di possedere una carabina ad aria compressa completa di ottica di precisione recentemente acquistata e l'ha mostrata agli inquirenti. L'arma è stata posta sotto sequestro in via precauzionale. Alle contestazioni mosse a suo carico, il soggetto ha dichiarato di essersi solamente affacciato alla finestra con il fucile per spaventare i gatti. Ma oltre a questo sono emerse vecchie ruggini tra lui e un vicino, tanto che i carabinieri l'hanno denunciato. Pochi secondi, ci vediamo tra poco, c'è la pubblicità. TG Veneto ben ritrovati a Mer Houdier, ripartiamo da qui. Il 15enne trovato senza vita nelle acque del Brenta all'altezza della passerella tra Cadoneghe e Padova. Dopo 6 mesi la procura ha deciso di archiviare il caso. Nessuna istigazione a compiere un gesto estremo. La Procura di Padova ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta sulla morte di Ahmed Joudier, lo studente 15enne scomparso da casa il 21 aprile scorso e trovato senza vita nelle acque del Brenta all'altezza della passerella di Torre tra il comune di Padova e Cadoneghe il martedì successivo. Nessuna traccia di violenza sul corpo del giovane, nessun risultato neppure dalle numerose perizie disposte dal tribunale. Nell'immediatezza del fatto, tra le piste seguite c'era anche quella del cyberbullismo, ipotesi che aveva portato a un attento esame dello smartphone e della console di Ahmed. Niente è emerso dalle relazioni dei periti incaricati. Ricostruite le ultime ore dello studente e le possibili relazioni, il PM ha chiesto di porre la parola fine all'indagine e ogni possibile collegamento con la morte di un altro studente avvenuta nello stesso tragico punto. Henri Amundsen, il 18enne di Cadoneghe, morto a settembre di un anno fa. Andiamo in laguna. Tra le migliaia di visitatori che oggi hanno affollato Venezia è sicuramente quella che è passata meno inosservata. Una pecora con tanto di pannolino e guinzaglio ha attraversato la città suscitando la curiosità dei passanti. La signora che accompagna la pecora, ha chiarito l'assessore comunale al commercio Sebastiano Costalonga, gira l'Europa nell'intento di sensibilizzare il Parlamento europeo perché manca una precisa definizione giuridica di animale d'affezione. Sono al suo fianco in tutti i sensi, ha detto. Immagini e video della pecora hanno immediatamente fatto il giro del web, suscitando anche diverse critiche da chi reputa questo l'ennesimo caso di una Venezia ridotta a carrozzone turistico. A Padova i ponteggi sono stati appena issati attorno al monumento di Gatta Melata sul Sagrato del Santo e c'è già l'ipotesi che uno spostamento della statua per lasciarne in piazza una copia si è scatenata la bufera.
Questo spostamento non sa da fare. Rievoca una scena di manzoniana memoria la querela che Vittorio Sgarbi solleva sul monumento equestre al Gattamelata, capolavoro rinascimentale di Donatello. Sottosegretario alla cultura con delega al patrimonio artistico da pochi giorni, Sgarbi ha come sempre le idee chiare e le comunica in modo diretto alla delegazione pontificia, responsabile e custode del patrimonio artistico del Santo. Eh sì, perché l'ipotesi ripetuta da mesi di uno spostamento del monumento all'interno del Museo del Santo, sostituito nel sagrato da una copia esatta, non aggrada per nulla al neo sottosegretario, che affida una nota al suo pensiero. Va escluso risolutamente, anche per evitare la diffusione di ipotesi senza fondamento propalate dalle cronache, che il Ministero consenta la realizzazione di una copia fedele da sostituire all'opera originale. Ipse scripsit. Conciliante la risposta del delegato pontificio per la Basilica del Santo, arcivescovo Fabio Dalcin, che, ricordando operazioni recenti come lo spostamento del Marco Aurelio e del Campidoglio, spiega che solo dopo aver raccolto tutti i dati necessari con le più moderne tecnologie, questi verranno vagliati dal comitato scientifico e dai migliori esperti mondiali del settore, per prendere solo in seguito decisioni in sinergia con tutte le autorità competenti. Il dialogo è aperto, insomma, ma Monsignor Dalcin conclude: la copia del Gattamelata resta un auspicio di questa delegazione, pronta a dialogare con tutte le istituzioni poste a tutela del bene culturale. Vicenza ha inaugurato il monumento dedicato ai 100 anni della sezione ANA Vicenza Monte Pasubio. Guardate. Simbolo degli alpini ma anche della vicentinità. Un benvenuto a chi arriva in stazione e si affaccia alla città. Inaugurato il monumento che rientra nella 3 giorni di festeggiamenti per il centenario della sezione ANA Monte Pasubio e che si colloca a pochi passi da Campomarzo, con l'obiettivo di conferire un segnale ulteriore di presenza delle istituzioni in città. Un simbolo di solidarietà e pace, una penna alpina che accoglierà chi arriva a Vicenza dalla stazione centrale, un ingresso, quello di Viale Roma, che è anche significativo. Questa è una zona dove la presenza delle istituzioni è importante e gli alpini sono anche un'istituzione. Vuole essere un regalo, vuole essere una festa, vuole essere un significato particolare che dia subito l'impressione, faccia capire che si scende in una terra sana. È così che la grande penna rivolta al Monte Pasubio, immediatamente riconoscibile da lontano, veglia su un mondo avvolto simbolicamente dall'abbraccio degli alpini, come spiegato dall'autore Giuliano Negretto. E la fascia che avvolge la penna avvolge anche questo pianeta, come volesse prendersene cura e abbracciarlo. Il tutto si inserisce nel percorso di candidatura per ospitare l'Adunata Nazionale 2024 a Vicenza. Il 12 novembre il Consiglio direttivo dell'ANA dovrà infatti scegliere tra il capoluogo berico e le città di Viareggio, Modena e Biella. Devo dire che sarà una partita da giocare fino all'ultimo secondo. Credo che il 12 novembre sia la data della decisione da parte di ANA sulla candidatura 2024. Vicenza ha tutte le carte in regola. Ora a Igne, frazione di Longarone, dove è stata riaperta la passerella, simbolo della comunità. Vai, via. Vai! 120 metri di passerella che nel punto più alto sovrasta di 120 metri il torrente Maè. Per riaprirla, dopo aver fatto i lavori necessari, ci è voluto un po' più del previsto, ma la soddisfazione ora è tanta. È un'opera che è stata costruita tra il 73 e il 75 e poi è stata manutentata una trentina d'anni fa e aveva bisogno di un intervento molto importante dal punto di vista strutturale, quindi siamo riusciti a metterci quasi 300.000 euro di investimento grazie anche a un contributo statale del Consorzio BIM e abbiamo realizzato quest'opera che è un'opera, penso per tutta la comunità di Igne è fondamentale, perché di qua della passerella ci sono tantissime casere, ma anche un luogo turistico e un po' un simbolo del nostro comune. Per il comune di Longarone è un'occasione turistica in più, uno spettacolo davvero unico, ma anche un ostacolo per qualcuno che forse non la attraverserà mai, non la attraverserà più. L'ultima volta che l'ho attraversata è stata quando c'è stata la corsa Nafruada de Scarpetta, io che soffro di vertigini, accompagnato ai lati da 2 amici. Tanta fatica a passarla. Sì, questo è il mio problema, però questo è un luogo, ripeto, simbolo della nostra comunità. Ci fermiamo con queste belle immagini, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, arrivederci.
Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Previsione del tempo per domenica 6 novembre. Sul Veneto permangono condizioni di stabilità, non sono attese piogge, sarà in prevalenza soleggiato, non si esclude la presenza di nubi irregolari, specie verso est, alternate a schiarite. Temperature minime comprese tra 3 e 8 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo locali addensamenti innocui. Temperature minime comprese tra 4 e 9 gradi, massime tra 14 e 16 gradi. Sul Trentino Alto Adige, sole dappertutto con qualche annuvolamento senza conseguenze. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime intorno ai 15 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.